10 giorni al massimo e si parte, e se il buon giorno si vede dal mattino, la vendemmia 2019 sarà un'annata da incorniciare. Nella provincia di Padova si raccoglieranno circa 800.000 quintali d'uva coltivati da 3.700 viticoltori sparsi tra pianura e colli euganei. E proprio sui colli grande è l'attesa. Sarà una buona vendemmia perché nonostante ci sia stato un periodo di pioggia dopo un periodo di siccità, ma l'uva è bella e sana, e tranne qualche piccola area dove c'è stato qualche problema di grandine. Oggi le temperature sono diventate anche piacevoli, quindi il salto termico permetterà alle uve bianche di trasferire tutta la loro freschezza aromatica ai vini, e sui rossi dobbiamo solo lasciarli maturare. Non tutto il territorio sorride. Alcune aree circoscritte tra Galzignano e Rovolone hanno dovuto fare i conti con la grandine. Restando sui colli, poi, aziende agricole hanno perduto parte del raccolto a causa dei cinghiali. Se le condizioni meteo resteranno stabili, la vendemmia partirà tra 10 giorni. Le uve che vanno raccolte prima sono i Pinot, i Chardonnay, per fare vini bianchi secchi, ma prima di queste abbiamo tutte quelle che sono basi spumante, quindi sia Pinot Chardonnay, ma anche, visto che in zona ci sono dei Pinot grigi e Pinot neri, quelli vanno raccolti ancora prima e sono destinati appunto a fare spumanti. A fare la parte del leone nel territorio padovano l'uva glera, seguita dal Pinot grigio. Per i rossi tiene il Merlot, seguito da Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Un mercato aperto all'estero, agli Stati Uniti in particolare, che mantiene le sue posizioni anche in Italia. Noi abbiamo la nostra bollicina, il Serprino, che in un momento particolare di frizzantezza, se possiamo dire così, legato anche a altre tipologie, sta andando bene, però io ricordo sempre che una delle nostre peculiarità sono i rossi, e quest'anno la stagione dovrebbe essere ottima. Non sarà il vino che berremo l'anno prossimo, perché noi ci stiamo concentrando su vini importanti dove abbiamo bisogno anche di lasciarli riposare e prenderli in mano fra qualche anno e assaggiarne l'evoluzione.